e più persone, offrire indicazioni e non sono mancate le sorprese. Sentiamo Anna Zegarelli. La partecipazione politica passa da Facebook, internet e i social network, diventando il giusto stimolo per i cittadini e per i politici a sondare. Ne ha fatto uso il vicepresidente del Consiglio della Regione Veneto, Franco Bonfante, nominato grande elettore per le elezioni del nuovo Presidente della Repubblica. I più votati sono Stefano Rodotà, Romano Prodi, che ha avuto un'impennata subito dopo le dichiarazioni di Berlusconi che hanno posto il veto a Prodi, quindi c'è stata una specie di reazione a favore di Prodi, e poi una grande richiesta di donne, di una presidente donna, e fra le donne le più votate sono la Emma Bonino e la Finocchiaro. A Facebook si sono aggiunte risposte sulle newsletter e anche via SMS. È evidente, il fare politica sta cambiando. Convenienti in termini di tempo e di denaro sono gli spostamenti in bicicletta e adesso